di Mocovolley, ringraziamo il sindaco Pies, ringraziamo l'ULS e il direttore generale Benazzi per aver accettato con entusiasmo questa nostra proposta, questa nostra idea, questa iniziativa che, come da tradizione ormai della nostra società, si rivolge al territorio, alle famiglie, a quella che è la nostra forza, cioè l'aspetto sociale di Mocovolley, al di là dei risultati del campo. La nostra forza è il pubblico, e per fidelizzare fin dalla culla i nostri tifosi abbiamo pensato... Presenti in conferenza stampa, oggi è un giorno particolarmente felice perché presentiamo anche una cosa a cui tenevamo molto, il Comune di Conegliano, a cui teneva molto la ULS e di Mocovolley. Ringrazio il dottor Benazzi e il presidente Garbellotto di essere qui, e Cristian Boccherola, l'assessore allo sport, perché ha una serie di altre cose. Perché è importante questa giornata? Non solo per questo bellissimo kit che abbiamo qui, dove c'è il pavellino, la Costituzione e la lettera che viene data alle famiglie di nuovi nati, ma soprattutto perché si consolida ancora di più un rapporto che per noi è fondamentale sul territorio, una visione di territorio unitaria, una visione di territorio nella quale i comuni, insieme alla ULS, insieme a un grande attore che c'è oggi nel territorio, che è il Mocovolley, si ritrovano qui per sentire ancora una volta che l'unione fa la forza, si potrebbe dire come slogan, cioè che il territorio è un territorio composito nel quale però, se uniamo le forze, se ragioniamo di condivisione, sicuramente si possono fare belle cose. Si possono fare belle cose, si può dimostrare non solo ai nostri cittadini coneglianesi, per cui parliamo di nati che non sono solamente cittadini conegliani, ai nuovi nati, che c'è un territorio vivo, un territorio che basa da un lato all'educazione sociale, in quanto abbiamo all'interno di questo cofanetto il testo della nostra meravigliosa Costituzione, ma anche lo sport. Noi riteniamo che lo sport serva per creare una società di persone attive, non solamente sane, ma anche attive da un punto di vista mentale, perché lo sport comunque è educazione, è comunque un insieme di valori che vengono dati, e il Comune Conegliano ritiene che sia fondamentale che fin dalla nascita si imposti una società che vada nella direzione di crescere sani, ma anche di crescere con valori di un certo tipo. Questo è quello che ci volevamo fare oggi, questo è quello che vogliamo dare al territorio, ma soprattutto, ripeto, un'idea di sinergia all'interno del nostro territorio. Io dico sempre, come amministrazione, il sindaco e la giunta ci sono per un certo periodo di tempo, poi inevitabilmente passano, anche i direttori generali, penso. Tutti sono a vita, il presidente forse di più. I presidenti restano, a differenza dei presidenti restano, il sindaco e i direttori generali passano. Esatto, ma far capire al territorio appunto che c'è questa sinergia di intenti e che, come ho detto prima, passano gli amministratori, ma i valori che riusciamo a dare sul territorio devono essere quelli che fanno sì che Conegliano cresca in un certo modo. Noi vogliamo una città di cultura, vogliamo una città di sport, vogliamo una città che respiri come un grande paese, anche se sembra limitativo, ma per me l'idea di comunità viene prima dell'idea di città. Dobbiamo avere una grande idea di comunità dove avanziamo tutti assieme, dove siamo fieri del nostro territorio. E io ringrazio il Mocovolley perché comunque porta il nome di Conegliano in giro per l'Italia, e di questo sarò sempre riconoscente, indipendentemente da dove gioca e da dove si allena, ma questo saranno ragionamenti che potranno essere sviluppati in seguito, ma il fatto che porti con sé il nome di Conegliano per noi è fondamentale. Quindi vi ringrazio per questo, perché anche fortunatamente in questi giorni vedere all'interno della Gazzetta titoli enormi e la nostra città riconosciuta come città di sport, e città, ripeto, con sport, diciamo, anche valori di un certo tipo, è fondamentale per noi. Altro da aggiungere, no. Un grande ringraziamento a tutti gli attori che ci sono qua oggi, ma soprattutto questo grande segnale che viene dato alla città e al territorio, che c'è una sinergia di intenti fatta da amministrazione, ULS e un grande attore come il Mocovolley, che veramente lavorano nella stessa direzione. Unire le forze, lavorare nella stessa direzione è per i cittadini coneglianesi un segnale forte. Dobbiamo dare questo segnale sempre e comunque, di essere fieri del nostro territorio, di dire quali sono le eccellenze senza paura di dirlo. Io dico sempre che non tutti sono uguali, non tutte le associazioni sono uguali, non tutti coloro che fanno sport sono uguali. Abbiamo delle eccellenze, ma abbiamo chi si diverte. Va benissimo, è lecito divertirsi, dico anche sempre nelle associazioni. Ci sono delle persone che creano delle associazioni perché
si divertono a stare tra di loro, questo va benissimo, altri che danno al territorio. Noi dobbiamo riconoscere come comune a chi dà al proprio territorio. Il MOCO in questi anni ha dato molto, lo sta dando e lo diranno loro anche con la US, con altre convenzioni e altre attività che avevano cominciato negli anni. Il Comune di Conegliano qui presente assieme a loro e speriamo che ci siano molte altre iniziative di questo tipo che possano vederci seduti. Allora, intanto grazie all'Imoco e al Comune, in particolare all'Imoco, molto bello anche, complimenti a chi ha studiato questo logo, perché è bellissima la pantera che riconosce la squadra e contemporaneamente mette il bavaglino che poi è il dono come il simbolo col logo della squadra, quindi complimenti, veramente bellissimo, perché è anche accattivante anche per i bambini. Beh, io l'Imoco la devo ringraziare perché è stato detto nel corso degli anni che mi trovo a fare immeritatamente il direttore pro tempore di questa mega US, perché oggi non parliamo più del distretto di Pieve di Soligo, parliamo di un US che comprende tutta la provincia, quindi con una serie di impegni notevoli. Però devo dire che l'Imoco è subito stata reattiva e ci ha risposto nel momento in cui noi abbiamo chiesto a loro in primis una collaborazione. Ci ricordavamo prima col Presidente di questa cosa per quanto riguarda gli screening e quindi la prevenzione, quindi una squadra che significa salute, che significa benessere e che significa ovviamente portare i giovani fuori dalla quotidianità, cioè il fatto di stare al computer, di vivere sempre con mezzi di informazione che di fatto rischiano di portare i giovani all'alienazione e portarli fuori a fare sport. Quindi un messaggio doppiamente positivo, perché gli stili di vita, lo sport si inizia dalla culla, e il fatto stesso di aver avuto questa grande intuizione di portare a 1400 famiglie comunque di questo distretto, quindi per Conegliano il messaggio che lo sport voglio dire, crea benessere, e quindi dire do un segnale importante ai bambini che nascono, ma alle famiglie, per far capire loro, e l'ingresso gratuito è in questo senso, far capire a loro che quanto sia importante lo sport, venite a vedere lo sport e cominciate a mandare i vostri figli a fare sport. In una grande società, perché lo citava il sindaco, ieri hanno vinto, diciamo che ha vinto questo territorio, ha ragione il sindaco, è una grande società che è riconosciuta ormai a livello internazionale, a livello europeo sicuramente, e che quindi fa capire quanto importante sia questa terra, non solo per le produzioni che questa terra fa, dal prosecco alla radice trevisana, all'asparago, conosciuti in tutto il mondo, ma anche per le qualità sportive. Poi in particolare in quel genere femminile, che lo dico, qua siamo quasi tutti maschietti, che sta sicuramente superando il genere maschile da tutti i punti di vista. Lo dico da sanitario, dove ormai il 75% delle nostre collaboratrici sono donne e sono quelle che hanno maggiore attenzione al benessere psicofisico e hanno umanità nei confronti delle persone. Quindi, chiudendo, grazie al Comune per la Costituzione, un segnale importante, grazie per aver pensato all'ULS e soprattutto pensato alle nuove generazioni dell'ULS, che saranno quelle che ci aiuteranno a portare avanti questo nostro paese, questo nostro territorio. E grazie doppiamente perché avete pensato non solo di dare il bavarino, lo chiamo io comunque, ecco, che è un segnale importante, ma di aver dato il biglietto di entrata alle famiglie. Perché il biglietto di entrata alle famiglie significa far capire che c'è un mondo che è diverso dal mondo della quotidianità, ma che c'è un mondo che porta a valori fondamentali, che sono quelli dello sport, del fare squadra, del stare insieme, di soffrire per ottenere i risultati. Spesso e volentieri noi stiamo abituando i nostri figli a soffrire poco e a cercare di dargli sia pappa pronta. Oggi invece dobbiamo far capire che per arrivare a determinati risultati che hanno avuto i nostri nonni, i nostri genitori, bisogna soffrire. I giovani devono capire che non basta portare a casa, bisogna anche soffrire, e lo sport è il simbolo della sofferenza, perché per arrivare a certi risultati bisogna allenarsi, allenarsi, allenarsi e allenarsi ancora. Quindi un grazie veramente, e non posso altro che dire, io so che è uno sforzo, siamo l'US provinciale e abbiamo altri 3.000-4.000 nati in giro per la nostra US che sarebbero felicissimi di avere l'Imoco come segnale quando nascono le famiglie e i bambini. Noi siamo orgogliosi della collaborazione che abbiamo in piedi già da qualche anno con l'ULS Trevigiana, perché per noi è stato un motivo d'orgoglio essere testimonio della campagna
di sensibilizzazione del campo, che tra l'altro mi dicono poi abbiamo avuto anche dei buoni risultati e quindi abbiamo avuto le ottime performance. Abbiamo aumentato del 7% cioè la gente che aderiscono, quindi voglio dire l'adesione, quindi è importante. Sì. E quindi è stato per noi un grande motivo. Ringraziamo il Comune di Conegliano per l'opportunità, per il supporto che ci ha dato nella realizzazione di questo. Noi ci siamo sempre definiti una squadra famiglia e una squadra adatta alle famiglie, perché il nostro pubblico appunto è quello familiare. Noi è un ambiente molto tranquillo, molto sereno, dove esiste solamente il tifo pro e non esiste il tifo contro, quindi ci crea un'armonia giusta e quindi anche il perché di dare subito il coupon per venire a vedersi le partite. Ad oggi abbiamo già dei neonati che ci tifano, perché abbiamo delle famiglie, una coppia salutare che è la mia figlia, che hanno un bambino di pochi mesi che arriva fuori cuffio. Ieri sera l'hanno inquadrata più volte. Ed è presente alle partite, quindi noi veramente copriamo un tifo familiare che va dai pochi mesi agli 80 anni. È un'iniziativa che anche il dottor Pietro Maschio ha voluto con forza per avvicinarci al nostro territorio, per farsi sempre partecipi del nostro territorio. Sono d'accordo con quando hanno detto i miei illustri interlocutori che lo sport è un motivo importante socialmente anche per tenere, diremo, distante i ragazzi e le ragazze da tante altre cose. Spesso sui giornali leggiamo che capita qualcosa magari su una stazione piuttosto che discorrendo. Se sono in palestra queste cose non capitano, anche perché lì io lo vedo i nostri allenatori, noi abbiamo oltre 600 atleti nei settori giovanili, c'è una severità, c'è una disciplina che va a quadrare fin da subito le ragazzine e i ragazzini. È un valore aggiunto che oltre alla Serie A, che è la copertina di un bellissimo libro, sono i contenuti poi sono dati dal settore giovanile e dalle famiglie che poi ci vengono, è da quel sentimento di famiglia che poi si va a concludere la domenica al palazzetto quando tutti insieme guardiamo la squadra. Grazie.